tra cinema e teatro parlo dell'Italia, diciamo che sono due parenti che non si frequentano. È più facile che magari in teatro si adattino delle commedie di film anche non italiani, ma è molto raro che ci siano che i registi di cinema vengano ispirati dal teatro. Invece in Strappo alla regola c'è proprio il sogno, anche nostro e anche di Edoardo Erba, di contaminare il cinema con il teatro, e difatti parte con un film dell'orrore degli anni '70 tipo Profondo Rosso, con attori come Asia Argento, Sebastiano Somma, Marina Massironi, Francesco Meoni, e a un certo punto dopo il pubblico può anche pensare di essersi sbagliato, di essere entrato in un cinema invece che in un teatro, e dopo 12 minuti di film, quando questo personaggio minore che sono io deve essere ammazzato, sta per essere ammazzato, quella sera, mentre è inseguita dall'assassino, trova uno strappo nello schermo, si catapulta dentro lo strappo e precipita sul palcoscenico, dove poi incontra la maschera del cinema, che è Cristina Chinaglia, Moira. Io infatti interpreto Moira, che è una maschera del cinema. Ed è interessante stare dall'altra parte, diciamo, dalla parte del dietro le quinte, delle cosiddette maestranze, appunto. Nel caso di Moira è una ragazza come tante, in cui ci si può identificare maggiormente. In Strappo alla regola si diceva il rapporto tra questi due linguaggi. Il rapporto è molto stretto ed è assolutamente originale, anche un po' sognare in questo senso. Ci fa immaginare un braccetto, questi due linguaggi che vanno a braccetto, e questo è veramente, secondo me, originalissimo. Proprio perché è interessantissimo questo nuovo modo di dialogare tra due arti così imparentate e così diverse.